Bene, buonasera. È il terzo incontro del corso di quest'anno. Ho invitato il professor Savio, che si occupa di storia della terraferma veneta, di nobiltà vicentina, di spie e altri argomenti, e insegna all'Università di Padova. Ha pensato di intitolare la lettura di questa sera, come vedete, Storie di corruzione elettorale, incursioni da Venezia alla terraferma. Allora, dopo il primo caso, quello di cui mi sono occupato io, la definizione del broglio e le sue pratiche, siamo passati allo Stato marittimo e all'isola di Zante, no? E all'inchiesta condotta da un ufficiale straordinario nei confronti dei governatori veneziani di quell'isola e oggi, sempre ovviamente giocando sul rapporto tra la capitale e le province, tra Venezia e i domini da terra e da mar, cominciamo a dirigere il nostro sguardo allo Stato, il cosiddetto Stato da terra, e cioè quell'insieme di territori costruiti, aggregati a Venezia già a partire dalla fine del 300 e poi del 400, con qualche aggiunta e sottrazione nel corso del XVI secolo, ma che si viene a costituire appunto come Stato da terra, mettendo accanto le province attuali. Più o meno sono queste, di Padova, di Vicenza, di Verona, di Treviso, buona parte del Friuli, Brescia, Bergamo, Adria e Rovigo. E questo è il nucleo forte, diciamo, in questo lungo periodo, e che ovviamente questo insieme di territori e le presenze, diciamo, sociali, di potere, istituzionali che stavano dentro quel territorio costituiscono. Abbiamo già dedicato un corso qualche anno fa a questo tema, costituiscono un grande impegno di governo della Repubblica di Venezia, no? Questa Repubblica di mercanti che a un certo punto, per necessità, per scelta o per caso, tutte queste cose messe insieme, si trova a essere la capitale di uno Stato abbastanza ampio nell'Italia della prima età moderna. Quindi grazie Andrea di aver accettato l'invito. Ci ascoltiamo volentieri, sai i limiti di tempo e poi avremo modo anche di discutere. Grazie e buon ascolto. Grazie al professor Viggiano per l'invito e grazie a tutti e a tutte e a tutti voi per essere qui questa sera. Quando sono stato contattato dal professor Viggiano, i miei problemi sono sempre di natura archivistica e documentaria. Eccomi, occuparsi di elezioni, occuparsi di corruzione, ma da quali documenti partire? C'è una bibliografia abbastanza importante sul tema, ma volevo portarvi qualcosa di nuovo e questa sera appunto vi parlerò essenzialmente di due casi specifici, quello vicentino e quello veronese, ma l'inizio della mia relazione poi toccherà in parte Venezia e alla fine anche, se ne avremo tempo, una mezz'oretta di tempo, anche le realtà rurali. E vi parlerò di un caso che è successo nel 1559. Gran parte della documentazione che tenterò di illustrarvi riguarda la documentazione prodotta da una delle magistrature, delle istituzioni più importanti veneziane, ovvero i rettori. Tuttavia non vi parlerò solo di rettori veneziani, cioè coloro che controllavano, cioè coloro che avevano un potere che potremmo aprire molte parentesi, più o meno importante, quella cintura, quella cerniera tra il potere centrale e i nobili della terraferma. Ma avevano un grande potere di persuasione e questa sera vi parlerò appunto di alcuni dei rettori che ebbero un grande potere di persuasione soprattutto nel corso del Cinquecento. All'interno della mia discussione però vi parlerò anche
di quelle che sono un po' le mie competenze specifiche, ovvero gli archivi di famiglia, gli archivi delle famiglie nobiliari, e cosa emerge dalle lettere, dalle carte degli archivi nobiliari, che sono carte private e che in una certa misura si collegano a quanto facevano i rettori, però da un'altra prospettiva, dalla prospettiva dei nobili di terraferma. Quindi da una parte abbiamo i patrizi veneziani, i rettori veneziani, e dall'altra i nobili vicentini o veronesi. Il professor Viggiano nel primo incontro vi aveva già parlato di quello che è il broglio, la corruzione. Qui sono andato a prendere la citazione di uno dei più importanti studiosi sul tema, Keller. Cos'è la corruzione elettorale? O broglio onesto o corruzione? Fin dove veniva accettata da parte delle autorità veneziane della città, ma anche della città, della capitale, della dominante, o anche delle città della terraferma? Perché se noi studiassimo solo la legislazione, noi diremmo i veneziani erano spaventati dagli imbrogli, dalla corruzione durante le sfide elettorali, sia a Venezia che nelle città di terraferma. Nel 400, nel 500, nel 600, nel 700 c'è una continua, dalle cronache ai diari, tutti sono spaventati dalla corruzione elettorale. Sembra un'ossessione. Ecco, io partirò... vi parlerò del 500, della seconda metà del 500, ma prima facciamo un passo in avanti, ovvero un momento fondamentale, secondo me, della storia della Repubblica. Repubblica che non c'è più, 1879. Emilio Morpurgo scrive un articolo importante su una rivista veneziana intitolato appunto La corruzione elettorale a Venezia. Bene, questa rivista del 1879, la Repubblica era già caduta da un po', è molto importante da tanti punti di vista. Perché? Il primo punto di vista è che in quegli anni, in quel decennio, sia a Venezia, in Italia, ma in Europa, e qui abbiamo uno dei massimi studiosi anche su queste tematiche, ci si occupava del tema elettorale. Come si deve votare a livello generale alla fine dell'Ottocento. E qual è il sistema più giusto per votare? Qual è il sistema incorruttibile dove ci sono meno brogli o imbrogli? E Emilio Morpurgo non lo segnala in questo articolo specifico, ma nella rivista del 1878, 77, 76 e anche negli anni 80 dell'Ottocento ci sono continui riferimenti al tema dell'elezione, al tema della giusta elezione nel contesto veneto ma anche italiano. E Morpurgo si pone la domanda, ma come mai, qual è il sistema giusto e come mai è caduta la Repubblica di Venezia? Lui arriva a un certo punto a studiare tra i primi una delle magistrature che fino a qualche tempo prima non era di facile accesso, quella degli inquisitori di Stato, e arriva a studiare addirittura gli imbrogli, come li definisce lui, per la votazione dello stesso Doge, che era la massima carica, che era impossibile teoricamente imbrogliare in quella votazione, ma da alcune carte che Morpurgo studia, dice addirittura lì c'era la decadenza della Repubblica. Io oggi non vi parlerò della decadenza della Repubblica, i miti positivi o negativi della Repubblica, perché è caduta, ma è interessante come uno dei temi elettorali, il tema elettorale, e qui parliamo proprio del Doge, la massima figura della Repubblica, è uno dei problemi per rispondere, secondo lui, al presente, ai problemi della Repubblica dell'epoca, ma rispondere anche ai problemi del presente ottocentesco. Qual era una votazione giusta? Come si doveva allargare la votazione? Sono temi in realtà che ci riguardano anche noi oggi in un sistema come quello europeo e non solo, guardando anche quello che sta succedendo dall'altra parte dell'oceano. Qual è la votazione giusta? Ecco, e qui non ho detto a caso dall'altra parte dell'oceano, perché gli studiosi che si sono occupati di broglio sono stati soprattutto gli americani, negli anni 70 e 80, che hanno dato delle definizioni sul broglio, e loro dicono, qua faccio una citazione,
quell'offerta dalla connivente turpe pratica del broglio, una questione etica il broglio. Come vi ha illustrato il professor Viggiano, però il broglio è un gioco delle parti. Sì, c'è una legislazione che dovrebbe essere severissima, dovrebbe punire coloro che la praticano e talvolta qualcuno viene punito, ma è una pratica clientelare. Serve in parte a rispondere a delle logiche, a allargare il consenso e a ridurre probabilmente, secondo qualcuno, anche in chiave antropologica, la conflittualità a Venezia nella terraferma. Qui la prima parte è un po' storiografica, ma andiamo a vedere chi era interessato a queste pratiche e chi aveva tentato di corrompere sia gli uomini della Repubblica di Venezia, della capitale, ma anche delle città della terraferma. Alcuni documenti che ho rinvenuto a Simancas, l'archivo di Simancas è uno dei più importanti archivi nell'Europa moderna, si trova in Spagna, dove lì si conservano anche numerosi documenti degli ambasciatori spagnoli, dei loro segretari. Lì emerge che gli stessi spagnoli, gli stessi uomini della monarchia ispanica, avevano tentato di corrompere più volte, o in questo caso un paio di volte, nel corso del Cinquecento, i patrizi veneziani per ottenere qualche voto o avere qualche uomo a loro favore. Non sappiamo come sono andate le vicende, perché poi i materiali delle spie spesso non sono chiari. Noi sappiamo che qualcuno è stato pagato, ma poi non sappiamo poi come è finita. A Venezia soprattutto due magistrature che forse sono state nominate quest'anno, negli scorsi anni, gli inquisitori di Stato, la magistratura, ve ne avevo parlato l'anno scorso, che si occupava dei segreti di Stato, ma poi anche i conservatori delle leggi. Ecco, anche questa importante magistratura in parte si è occupata di questa materia. E poi c'è un mito importante, il mito che i rettori veneziani, coloro che erano preposti a mostrare il potere, lo strumento della Repubblica in terraferma, in modo particolare in terraferma, ma non solo, io mi occuperò di terraferma, per incultura, e qui cito proprio Viggiano, lo specchio della Repubblica, o per corruzione, non riuscivano a gestire le città della terraferma. Ecco, oggi forse vi confermerò questa teoria, o forse no, e vi mostrerò alcuni esempi. Partirò da Verona, per poi toccare Vicenza e infine, negli ultimi minuti, vi parlerò del caso di Malo, nell'Alto Vicentino, una comunità rurale del secondo Cinquecento, nel secondo Cinquecento, e vi mostrerò quali sono le dinamiche all'interno delle realtà anche locali. Allora, Verona la conoscete, è la città più ricca della Repubblica all'epoca, era nella Lombardia Veneta, Brescia, poi Verona e Vicenza. Demograficamente Vicenza aveva avuto un ruolo importante negli anni 70-80 del Cinquecento, ma Verona e Vicenza sono due città molto interessanti da tanti punti di vista, perché hanno delle prerogative, in modo particolare hanno delle istituzioni che non hanno altre città e hanno un potere di decidere su alcuni casi, soprattutto sul criminale. Ecco, nel 1578 c'è un bellissimo documento dal mio punto di vista di un rettore veneziano che dice: si trova in quella città un'ambizione fra nobili per entrare in consiglio. Ogni città era costituito da un consiglio, dei nobili, e per entrare in questo consiglio servivano dei voti. Ma questi voti a chi andavano? Secondo la teoria dovevano andare alla persona migliore, al nobile o ai nobili migliori. Come ben sappiamo però dalle cronache, dai documenti, dai processi, così non era. Che maggior in alcun altro loco non ho inteso
lui aveva fatto il rettore, aveva svolto la professione di rettore, aveva questo incarico anche in altre città, ve ne sì per grandissima dignità che si abbia a ottenere. Cioè non c'è nessuna città, inteso la della terraferma, dove si fa così tanto broglio dopo a Venezia come a Verona. Perché a Verona entrare in consiglio era importante, perché all'interno del consiglio poi si decidevano le cariche, in modo particolare le cariche, ad esempio i massari, i consoli ed altre cariche importantissime per decidere poi i casi civili e penali, soprattutto all'interno della città di Verona e all'interno del suo territorio. Qualche anno dopo, una ventina d'anni dopo, in un altro documento, broglio grandissimo a Verona ed efficacissimo, che si può comparare al broglio dei Pregadi. Ecco, a Venezia si pensava che il broglio, la corruzione più importante e più nota fosse appunto quella dei Pregadi. Ma cosa succede a Verona? Perché c'è questo broglio? Perché ci sono questi brogli, questa corruzione elettorale, soprattutto nel corso del Cinquecento? Le motivazioni sono di carattere politico. Io oggi vi parlerò essenzialmente di 4 o 5 famiglie, sono le grandi famiglie dei palazzi veronesi o poi delle ville vicentine. Per i palazzi veronesi la famiglia dei Nogarola era una delle 2 fazioni più importanti e dall'altra la famiglia dei Bevilacqua. Ecco, quando si andava a votare, i Nogarola o i Bevilacqua cercavano di ottenere il maggior numero di voti, cercavano di allargare la loro clientela come fossero dei partiti, delle fazioni, come oggi, molto simile all'oggi, ovviamente con interessi diversi dagli attuali, o in talvolta anche simili, ma per ottenere un ruolo all'interno del consiglio più grande e poi avere degli uomini sicuri negli altri consigli, in modo particolare nel consolato, ma non solo. Monti di Pietà, magistrature di tipo sociale, ma anche magistrature di tipo economico, che potevano decidere quali potevano essere prebende, soldi o soprattutto terreni, e allargare anche le clientele che dalla città si potevano allargare al territorio. Ecco, è molto interessante studiare questo fenomeno della corruzione elettorale, perché noi pensiamo di studiare città come Verona, Vicenza, Padova, ma in realtà un tema che andrebbe ulteriormente indagato è come queste fazioni, questi gruppi politici più o meno organizzati si muovono dalla realtà rurale per arrivare alla città e talvolta arrivano anche a Venezia. Quindi ci sono dei processi, ci sono dei legami, non di partito o di fazione, ma dei legami talvolta personali, individuali, che ci fanno vedere come il broglio locale della piccola comunità poi ha delle aderenze, vicinanze, poi troviamo degli addentellati a un livello superiore, quindi dal livello locale arriviamo addirittura, nel caso vicentino che conosco meglio, addirittura alla dominante. Quindi questi partiti, queste fazioni, che sono mobili, che non sono fisse, qui a Verona c'è questa fazione dei Nogarola e Bevilacqua che è abbastanza importante, studiata anche da Paola Lanaro ancora nei consigli della città, ci fa vedere proprio come si muovono i nobili e come questi rispondono alle esigenze locali, ma anche a quelle della Repubblica. Ecco, non vi leggerò i consigli privati sulla votazione delle elezioni, ma un collega, il collega Galtarossa, trovato alla fine del 600, era l'unico momento che sarà uscito dal 500, dove dà dei consigli ai figli e ai nipoti su come votare. Vota l'uomo giusto, non essere corrotto, stai attento al broglio, allontanati. Ecco, il broglio, la corruzione spesso è stata studiata come qualcosa di etico anche dal punto di vista, poi entrerà anche nelle dinamiche più tarde della riforma, della controriforma, eccetera. Però in realtà il broglio, da quello che ho visto almeno per Verona e per Vicenza, è un modo per allargare quel consenso della nobiltà. E nel caso di Vicenza, e qui vi parlerò proprio anche di alcuni casi che conosco ben bene, senza farvi nomi e cognomi, ma di alcuni rettori
che descrivono la città tra il 1541 e la fine del 500, con qualche momento anche nel 1634. Succede nel 1541 a Vicenza. Siamo in pieno boom economico, da lì a poco avremo la sistemazione della Basilica Palladiana, alla fine abbiamo alcune delle famiglie che si comportano, siamo nella Repubblica, ma si comportano quasi come conti e signori al soldo, talvolta dell'impero, talvolta della monarchia ispanica, talvolta del Papa. Il caso più importante è quello dei Thiene, che avevano dei beni addirittura in Emilia-Romagna, quindi i conti di Scandiano e non solo. Ecco, a Vicenza nel 1541 si deve decidere chi devono essere i nuovi 100 del Consiglio della città. È un momento importante, ma avveniva praticamente ogni anno. Era un momento di tensione, ma in quel momento la tensione esplose ferocemente. In realtà già dagli anni 30 si vede proprio nelle varie cronache della città, nei diari e nelle lettere che vengono mandate a Venezia, che pian piano dagli anni 30 sale ogni anno di più la tensione, perché queste 100 persone poi avrebbero avuto un ruolo nella decisione di altre magistrature della città e anche del territorio. Si dovevano decidere anche gli uomini del territorio. Bene, nel 1541, alla fine di una riunione inconcludente, ci fu un momento di violenza efferata e di disordini. Lì i rettori veneziani prendono paura dalla situazione, credono che possa degenerare pesantemente e chiedono l'aiuto della dominante. La dominante la capitale, Venezia, farà qualcosa che non era mai avvenuto prima o era avvenuto solo in rari momenti della storia delle città della Repubblica. Scioglie il Consiglio e sceglie, grosso modo, quali sono gli uomini che debbono sedere nel Consiglio della città. Ecco, è un momento di crisi del 41, il 40, il 41, il 42, il 43. Crisi importante per la città, ma anche della nobiltà nei rapporti con la dominante, perché lì non c'era più una rappresentazione, non c'era più il collegamento tra la città, tra Vicenza e la capitale. Lì c'è un momento di crisi anche tra i veneziani, che avevano numerosi legami con i nobili vicentini, e i nobili vicentini chiedono di essere aiutati, difesi nei confronti di una scelta che sembra una scelta quasi suicida, perché in quel momento non si può decidere chi sono i grandi personaggi che devono sedere nei consigli. Ecco, di lì a poco la ricomposizione, il ruolo di alcuni uomini, in modo particolare di alcune famiglie. Una famiglia Porto e l'altra la famiglia Capra. Ecco, voi forse conoscete i Capra per la villa Capra La Rotonda, che in realtà era prima dei Capra Villa Almerico, e conoscete i Porto forse per la villa Porto nella terraferma Thiene, il castello di Thiene, Porto Colleoni. Ecco, tutta questa crisi del 40, 41, 42 scaturisce dal conflitto tra queste due famiglie e di tutte le altre famiglie che gravitavano intorno a queste due fazioni, la fazione dei Capra e la fazione dei Porto. I Capra generalmente, politicamente, più vicini all'impero, più vicini alla monarchia ispanica, e quindi era anche un contropotere all'interno della Repubblica di Venezia. Dall'altra parte i Porto, più vicini a Venezia e dal punto di vista internazionale vicini alla Francia, ai francesi. Come vedete, qui stiamo parlando di Repubblica, stiamo parlando di 500, stiamo parlando di fazioni, di gruppi di potere, ma stiamo parlando anche di politica internazionale. Ecco, questo è molto interessante perché chi pensa a dei nobili
scollegati dal contesto internazionale. Ecco, questo non era così, perché molti dei nobili erano uomini proprietari terrieri, qualcuno commerciava seta e lana, ma almeno uno o due nobili per famiglia era un militare, magari di peso, che lavorava per conto di sovrani francesi, spagnoli e non solo. Gran parte, soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, avremo circa una cinquantina, io ne ho contati, poco meno, di vicentini che si arruoleranno nelle guerre di Fiandra. Quindi ecco, è una nobiltà che quando noi andiamo nelle ville venete a controllare e a vedere come sono raffigurati, spesso sono raffigurati come dei militari romani. Ecco, Venezia, Nuova Roma, per citare importanti studi della storia dell'architettura, ma anche le singole città della terraferma e i singoli nobili della terraferma pensavano di essere una Vicenza Nuova Roma o una Verona Nuova Roma. E all'interno di questi consigli si discuteva, si corrompeva, quasi come ai tempi dei Romani, senza citare Cicerone o altri. Brogli e corruzioni. Ecco, c'è un bellissimo documento del 1593, tra l'altro io qui vi ho messo i 4 anni delle grandi crisi e le grandi riforme del Consiglio dei 100 a Vicenza. La crisi del 41, la crisi dell'83, la crisi del 93 e poi la crisi del 1634. Queste sono le grandi crisi, io qui ho voluto sintetizzare, e quasi tutte le crisi sono state originate dai Capra o dai Porto. Nei primi decenni del Cinquecento a controllare la città erano i Porto, dalla seconda metà del Cinquecento, dagli anni 60-70, saranno i Capra con la loro fazione. Perché? Cosa avevano fatto i Capra e i Porto? Oltre a violenze, qui sono nobili che studiano il latino, studiano il greco, sono molto colti, ma ci si ammazza abbastanza facilmente. E qual era un metodo per bloccare le attività del Consiglio? Per bloccare il Consiglio servivano i 2/3 per ritrovarsi e votare. Bastavano andare a votare e quindi si bloccava l'intera attività consigliare. Questo era accaduto negli anni 40 del Cinquecento. Ecco, questo documento bellissimo che descrive la situazione. Cioè, si dovrebbe discutere di politica dove? Nella sede appropriata, nella sede del Consiglio della città. Anche oggi noi dovremmo dire la sede appropriata per la politica è il Parlamento, ma in Parlamento si discute di politica o sono altri i luoghi dove si discute di politica? Oggi probabilmente si discute più politica in rete o in internet. Ecco, all'epoca non c'era la rete ovviamente e questo documento ci dice: nelle case private da Caporione sono i suoi satelliti distribuite le polizze con i nomi di quelli che hanno da ricevere propizi i loro suffragi. Cioè nelle case private, o qualche studioso avrebbe detto anche dai barbieri a Venezia, ma in questo caso siamo a Vicenza, nelle case private si decidono le cariche, si decidono i voti e si decidono anche quanti voti devono prendere. Qualche anno prima si parla di abusi, corruttelle per la pessima amministrazione delle entrate, perché se non si votano gli uomini giusti, poi se questi uomini andranno a controllare delle magistrature, soprattutto i monti di pietà, cosa succederà? Abusi e corruzioni. Qui siamo nell'83, nel 93, tra l'83 e il 93 ci saranno continui, chiamiamoli esposti e processi legati ai monti di pietà e ad altri uffici e ad altre magistrature che si dovevano occupare anche di individui e di famiglie che potevano avere dei problemi economici e mettono in crisi delle clientele. Il sistema deve cambiare. E chi sono a chiedere questo? Da una parte ci sono i Porto, dall'altra i Capra e secondariamente ci sono i notai, il collegio dei notai, che sta sempre col partito minoritario. Questo è molto interessante, come i notai dell'epoca non possono avere un ruolo perché a controllare i partiti e le fazioni sono una volta i Capra e una volta i Porto. Si chiede consiglio libero dalle fazioni locali, lo chiedono a Venezia ripetutamente, basta fazioni locali, dove trionfano le conventicole. Ecco, il caso di Vicenza è molto interessante perché poi
noi abbiamo due partiti grandi, ma in realtà a controllare il Consiglio non sono i Capra e non sono i Porto. Anche oggi noi potremmo dire chi sono coloro che controllano i grandi poteri. Ecco, in questi giorni abbiamo visti alla presentazione, ma di solito i grandi poteri sono occulti. Ecco, il grande potere della Vicenza dell'epoca che decide le cariche si chiama Leonardo Valmarana, che è a capo della fazione dei Capra, ma non va a sporcarsi al Consiglio. Lui decide da casa sua, ecco. Valmarana, famiglia, figlio imperiale, e che si fa, io vi invito quando andrete a Vicenza, andare al Teatro Olimpico, che merita sempre, e trovate il principe dell'Accademia, Leonardo Valmarana, e lo riconoscete perché è raffigurato come Carlo V, ecco, un personaggio interessantissimo e che gestiva quando poteva, però aveva anche lui all'interno della sua città la minoranza, in questo caso dei Porto e di altre famiglie, o tentava di gestire il potere nella città e nel territorio, nel proprio territorio. Ecco, avevo detto 30 minuti, altri 3, e a livello locale, ecco, ho avuto la fortuna di imbattermi praticamente nei registri della comunità di Malo, che sono conservati, perché quelli delle grandi città è abbastanza scontato, non sempre, che siano conservati e ben leggibili. Ma nelle piccole comunità rurali non capita sempre di trovare dei libri, delle delibere della comunità. E dal 1540 al 1593-94 a Malo ci sono questi libri della comunità dove si descrivono come vengono votati i membri della comunità. Qui non parliamo più di patrizi veneziani, non parliamo di nobili vicentini, ma parliamo dei membri, dei componenti della comunità che devono decidere chi è il sindaco, chi è il decano, chi sono i savi. Io sono savio, ma no, i savi sono i consiglieri della comunità, oggi diremmo la giunta comunale. Ecco, per me è stato istruttivo e fondamentale dal punto di vista della storia delle istituzioni politiche, perché anche nella piccola comunità, come qualcuno di voi potrà immaginare, più è piccola la comunità, più ci sono le corruzioni per avere magari incarichi magari di poco peso, o magari per noi di poco peso, ma per l'epoca e per la piccola comunità erano di importanza talvolta vitale. Decidere chi è il marigo, chi è il saltaro, chi doveva controllare la comunità, chi andava a controllare se tutti pagavano le eventuali tassazioni. La cosa interessante è che poi molte comunità si governano in modo molto simile nell'Alto Vicentino. Non tutte sono uguali, ma grosso modo simili. A Malo la comunità ha un decano, un marigo, tra virgolette un sindaco, come potremmo noi chiamarlo oggi, e un sindaco per l'interno e un sindaco per l'esterno che va a trattare con le comunità vicine, e poi c'era una giunta formata da 4 persone nel corso del Cinquecento. 4 persone per gennaio, febbraio, marzo, aprile, 4 persone che cambiano per maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, quindi ogni 4 mesi c'è una turnazione, quindi il sindaco e il decano rimane lo stesso, ma cambiano, tra virgolette, gli assessori competenti. Ecco, io non ci avevo mai fatto caso l'importanza di questo, se non che a fine Cinquecento trovo una pratica di corruzione perché c'è un procedimento perché si vuole diventare savi i primi 4 mesi dell'anno. Però ho detto chissà perché i primi 4 mesi, ma poi questo documento, come tante volte uno va in archivio e dice vabbè, lo tengo lì. Ma c'è stato un fatto che mi ha illuminato. Nel 1559 a Malo succedono dei fenomeni miracolosi all'interno della pieve locale. Si vede la Madonna, si vedono persone volare, si parlano lingue sconosciute, non solo a Malo, vabbè. E fortunatamente si salva la deliberazione, il libro delle delibere della comunità. Ma, come ben sapete, vi ho appena detto, giugno 1559, giugno non sono i primi 4 mesi della comunità.
Cosa succede? Succede una cosa, secondo me, una specie di mini colpo di Stato a livello locale. C'erano i savi, i consiglieri, la giunta, che aveva iniziato da poco, ma la prima giunta, quella di gennaio, febbraio, marzo, aprile, dice: siccome è un evento particolare, è un evento grave, che la comunità non aveva mai gestito prima, ce ne occupiamo noi. Voi fate un passo indietro e da adesso in poi ce ne occupiamo noi. Perché? Perché questi savi di gennaio, febbraio, marzo, aprile dicono: siccome ci sono questi eventi un po' strani, questi eventi ci possono dare la possibilità di denaro e mettere una tassazione o raccogliere delle offerte per tutti i forestieri che vengono nella comunità e creano un regolamento molto interessante anche dal punto di vista del regolamento, della scrittura, come utilizzare questi soldi, salvaguardare la comunità, questioni di sicurezza. Ecco, da lì ho capito che a livello comunitario, nell'Alto Vicentino, i savi della prima parte dell'anno sono un po' come quello che oggi nelle amministrazioni comunali si gestisce a fine anno, a dicembre, o anche il Parlamento o anche la Regione. A dicembre di ogni anno si decide un po' la finanziaria a livello locale, ma a livello nazionale. Ecco, più o meno a Malo e nei comuni vicini, a gennaio chi iniziava le sue pratiche, la sua attività a gennaio, decideva chi erano gli incarichi, decideva gli incarichi, decideva il bilancio per tutto l'anno. Quindi chi veniva dopo in parte aveva poco margine di manovra e da lì, da questo piccolo evento del 1559, mi sono risposto all'importanza dei documenti che avevo trovato successivamente, perché qualcuno aveva tentato di imbrogliare e di corrompere alcuni membri della comunità per essere scelto alla fine del Cinquecento come primo savio durante il 1592-93. Ecco. Finito dall'alto sono arrivato a Malo, il paese di Meneghello, senza farvi nessuna citazione su Meneghello, ma ci lasciamo con un libero nostro Malo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Andrea, sei stato anche breve e avremo modo allora forse di porre qualche questione. Intanto, come è mio compito, insomma, provo a cogliere alcuni aspetti di continuità e discontinuità con quanto abbiamo sentito finora in questi nostri incontri e anche in qualche modo come anche preparazione rispetto a quello che dirò io mercoledì prossimo. Allora, vediamo un attimo, io mi sono appuntato diverse cose. Mi sembra che Savio abbia molto opportunamente portato la nostra attenzione su queste realtà locali, su queste città. Si possono immediatamente cogliere alcuni aspetti che potremmo dire strutturali. Ad esempio qui abbiamo sentito ricorrere in questi esempi la presenza conflittuale di due clan, possiamo chiamarli proprio così, di due partiti. Si usava anche questo termine, si diceva anche partiti allora, non come li intendiamo noi naturalmente, ma il significato era quello medievale di pars, no? Di parte. E questo vale la pena di dirlo così, non per puntigliosità accademica, ma questa frattura di queste micro repubbliche, perché loro si definivano repubbliche, anche nei documenti Venezia diceva: non dovete scrivere Repubblica di Vicenza perché siamo noi la Repubblica, voi non potete usare questo titolo, voi siete una civitas, non siete una repubblica. Ma insomma loro si sentivano repubbliche proprio per queste istituzioni rappresentative. Bene, allora questa questione dei due cognomi è un qualcosa presente in moltissime città italiane e europee. Per esempio
per fare dei casi studiati, in alcune piccole città della Castiglia, ma anche in città più importanti come Burgos, León. Li troviamo a Pistoia, per esempio, sono stati studiati, a Parma nel 4 e 500, e questo caso oggi interessa abbastanza gli studiosi e le studiose, le città delle province unite, perché c'è qualcosa che assomiglia di più a Venezia e allo Stato Veneto. Allora, prima cosa che dobbiamo sottolineare è questa lotta per il potere che avviene tra clan larghi per il possesso delle cariche pubbliche. E Savio ha fatto bene a ricordarci che non è come dire, una mera questione araldica o di prestigio. Ottenere alcune cariche pubbliche a livello di città grosse come queste, ma anche Andrea Savio ha detto comunità rurali, insomma a me piace dire più per realtà come malo delle microcittà, ma non entriamo in questa querela, insomma, ecco. E allora anche lì ci sono, no? Questi gruppi che controllano delle cariche. E qual è la posta in gioco? Sono risorse importanti. In un mondo come quello preindustriale, che dobbiamo ricordarci, no? È questo qui che stiamo studiando, in cui non c'è un'economia di mercato, in cui non c'è, tra virgolette, il capitalismo, e quindi le risorse materiali, monetarie, ambientali, economiche sono limitate, sono ristrette. Non c'è la tecnologia che ci consente di controllare la natura. E quindi i cattivi raccolti, le crisi. Non c'è questa capacità di previsione e di controllo. E allora mettere la mano sui gangli di riproduzione del potere è importante. Per esempio, il Consiglio veronese eleggeva dei vicari che controllavano i vicariati privati del veronese. Vedete che selva di parole, di istituzioni che c'è dietro questi piccoli cosmi, no? Dei consigli civici. E cosa facevano i vicari? Facevano tutto in queste comunità, questi vicari privati. Erano nobili del Consiglio veronese che molto spesso avevano delle terre in quel vicariato in cui venivano inviati, avevano in tasca i contratti dei contadini che lavoravano in quelle terre, e allo stesso tempo avevano anche il potere di giudicare le cause civili e le cause penali. Vi rendete conto? Ecco, questo vuol dire. Allora qui si apre una questione che non è per portare l'acqua al mulino di mercoledì prossimo, ma è un po' anche un'introduzione a questo. Il problema è di come si comportano le città capitali nei confronti di questi mondi così conflittuali, così apparentemente disordinati, così rissosi e violenti. Come si comporta? La questione è complessa. Uno studioso francese che si chiama, credo, penso che sia ancora vivo, non diteglielo così, ma insomma, si chiama Vaquet, ha studiato la corruzione nello Stato di Firenze, nel momento di passaggio tra i Medici. Nel 1737 i Medici finiscono e entrano gli Asburgo-Lorena, i lorenesi si dice. Allora arrivano questi ministri lorenesi che dicono ma qua è tutta una corruzione, è tutto un disastro, e fanno delle inchieste per mettere in ordine. Li usano chiaramente, no? Il cambio di regime porta il nuovo governo a dire bisogna rifar tutto, bisogna cambiare tutto. Allora, l'accusa dunque di corruzione rispetto agli università locali funziona come un tentativo di legittimare un altro potere, e questo è un meccanismo che si trova anche a Venezia. Come si comporta Venezia in queste occasioni? Vaquet dice: studiare la corruzione, studiare queste vicende è sempre studiare dei casi particolari. Ecco, è difficile trarre una conclusione, uno schema di ordine universale, perché sfugge sempre qualcosetta. Questo è anche l'aspetto divertente nello studio di queste cose, no? Perché la corruzione sembra una cosa che pervade ogni struttura, piccola o grande, la Repubblica, il Maggior Consiglio, il Consiglio di Padova, il Consiglio di Verona, il Consiglio di Malo, mamma mia, quello di Zante.
tutto quanto, però in realtà ogni vicenda fa capo a sé e ogni innesco di questioni che riguardano la corruzione ci raccontano in modo dettagliato quello che accade veramente dentro quelle comunità, che sono diverse poi in realtà nella loro struttura, nei loro protagonisti, eccetera, eccetera. Allora come si comporta Venezia? Era difficile decidere. Era difficile decidere se spingere sull'acceleratore tra virgolette, dell'autorità suprema, si diceva così, e allora sciolgo il Consiglio. Avete passato il limite. Allora decido io, sciolgo il Consiglio. Ma sciogliere il Consiglio in periodi di guerra, come succederà tra 400 e 500, poteva rischiare poteva anche comportare il rischio di perdere la fedeltà di queste comunità, che dicevano no, meglio l'imperatore di voi, no. Ci mettete i piedi sulla tavola, è meglio l'imperatore. Allora era un difficile bilanciamento tra imporre con misure, come avrebbe detto il grande Niccolò Machiavelli, no? Misure straordinarie, diceva Machiavelli. Ogni tanto il principe deve usare delle misure straordinarie, se no non è un principe bravo, non funziona, se non è capace nei momenti di crisi di risistemare la macchina. E però poi bisogna governare per anni, Venezia governare per secoli, e quindi bisogna trovare una mediazione. E dove troviamo la mediazione? È la tela di Penelope, non finisce mai, non ha mai una soluzione. Allora, anche questo è un aspetto, credo, abbastanza interessante di questo caso. Mi sono preso un po' di tempo perché sei stato un po' più breve, ma questo tema delle fazioni, che avete capito, è una questione non solo italiana, è una questione europea. Proprio negli anni raccontati da Andrea Savio, usciamo un attimo da Venezia, che ci piace tanto, ma è bene anche vedere un po' quello che succede fuori, e se andiamo in Spagna con Carlo V, quell'imperatore mitizzato dai vicentini, o Filippo II in un'età successiva, siamo grosso modo negli anni che vanno dagli anni 20 agli anni 80-90 del Cinquecento, tanto per dire. Bene, in questo periodo questi sovrani di Spagna, che sono anche imperatori, capi di un impero molto più grande di quello veneziano, oggi qualcuno per moda dice l'impero veneziano, ma insomma era un imperietto, va bene, rispetto a quello spagnolo naturalmente, col Messico, col Perù, eccetera, eccetera, niente a che fare, voglio dire, naturalmente. Bene, gli imperatori di Spagna e gli imperatori e re di Spagna si trovano di fronte a problemi analoghi di queste fazioni, per esempio in Perù, sapete, da Venezia a Vicenza si arrivava in poco tempo, ma controllare una città del Perù o del Messico era un po' più complicato. Ma i problemi erano simili, allora anche lì bisognava studiare. E allora gli imperatori spagnoli dicono: bene, adesso basta, il governatore di questi consigli lo nominiamo noi, lo mandiamo noi da Madrid o dalle altre capitali, perché non era ancora Madrid la capitale fissa, erano altre le capitali spagnole, un po' variabili, va bene. Ecco, per dirvi che questo è un grande problema, diciamo così, veneto, veneziano, europeo, lo stesso i re di Francia. La Francia, sempre in questo periodo interessante di Andrea, che è raccontato da Andrea Savio, nella seconda metà del Cinquecento, in Francia ci sono delle guerre di religione, e lì si alimentano anche le fazioni, naturalmente, i clan, come nel Veneto, solo che lo si fa, la lotta diventa ancora più robusta, perché ci sono i protestanti e i cattolici sostanzialmente, quelli che vengono chiamati gli ugonotti, i protestanti, i calvinisti. Si scannano, sono guerre terribili, con casi di cannibalismo, distruzioni di città, e anche lì emerge la questione. Quando verrà fuori Enrico IV, il pacificatore, no? Tra fine 500 e inizio 600, cosa farà Enrico IV? Dice: se io voglio costruirmi un nuovo Stato forte e efficace, devo cominciare a controllare i consigli di queste città. Devo arrivare a Aix-en-Provence, devo arrivare a Toulouse, devo arrivare a Lione e bacchettarli per bene. Ecco, questo è il tema dunque della corruzione, del broglio, della compravendita, del controllo di queste cariche a livello micro, a livello macro, è un tema di notevole interesse in questa età corrusca e affascinante come è il Cinquecento. Poi
racconteremo del Settecento la prossima volta, ma insomma, quindi ti ringrazio per questi spunti che... Magari aggiungo una... No, visto che l'avevo annunciato un po' all'inizio, poi ho tagliato, dagli archivi privati la cosa interessante per noi storici, ma penso sia un po' interessante anche a tutti voi, il tema è che poi la corruzione come si declina, perché io vi ho letto, vi ho portato alcuni documenti dei rettori veneziani che sembrano quasi giustificarsi di fronte a Venezia. Ma perché mi sono chiesto a un certo punto, ma perché si giustificano? Si giustificano perché la parte avversa vicentino-veronese, che si è sentita tradita dal rettore perché durante i consigli non è stata coerente, equilibrata, eccetera, a un certo punto, con una delazione o con un'accusa, eccetera, scrive delle lettere e negli archivi privati io ho trovato, ma ce ne sono tantissime, sia per Verona che per Vicenza, che per Padova e per altre realtà, e non solo venete, il rettore è stato invitato alla festa, il rettore ha ricevuto i regali o i doni dopo quella votazione che non è... E quindi dagli archivi privati noi riusciamo a comprendere qualcosa che spesso magari sfugge alla grande politica veneziana in questo caso, dei processi, i procedimenti che magari troviamo talvolta, ma negli archivi privati vediamo una nuova percezione dei rettori e delle figure intermedie tra il potere centrale e il potere periferico in questo caso, e ci fa capire anche poi tutta l'organizzazione o tutta la filiera da Venezia per arrivare fino a realtà molto locali come quelle che possono essere dell'Alto Vicentino o addirittura del Basso Vicentino, Basso Padovano, Veronese, dove le dinamiche sono ancora più semplici o più complesse. Ecco. Per quanto riguarda le elezioni, al di là delle candidature, come avveniva la procedura di elezione? Noi sappiamo che a Venezia, per esempio per la massima magistratura, le 7 votazioni per il Doge erano una roba complicata e quindi questo evitava un po' le consorterie, ma anche se poi le cose non erano proprio così. Quindi sapere come avveniva questa procedura, no? L'altra questione che volevo chiedere, c'era un limite di mandato, cioè siccome avveniva ogni anno, si poteva ripetere poi la stessa candidatura, gli stessi personaggi, oppure c'era anche un periodo di ferma per cui bisognava passare un anno, poi fermo e poi ritornare, perché adesso sta roba per esempio che è attuale dei mandati, anche lì funzionava o non funzionava? Questo volevo chiederle, grazie. Volevo chiedere... qual è stato l'impatto della dominante sui consigli locali di città importanti come Padova, eccetera, Brescia addirittura, e su, soprattutto nel Cinquecento, nell'inizio dell'era moderna, quindi come Venezia ha influito o ha cambiato o ha regolato delle attività che già c'erano, magari un po' a suo vantaggio ovviamente, un po' per controllare fenomeni di corruzione che potevano sfuggire. Questa era una. La seconda, che è molto più semplice, era quindi quando Venezia, nel caso che lei ha citato, ha sciolto il Consiglio di Vicenza, cos'è arrivato? Tipo un commissario che ha deciso lui i nomi e come li ha decisi? Cioè mettendosi contro la città oppure un po' a caso, non lo so. Sì. Allora, tutte domande molto utili e anche pratiche e intelligenti che mi sono posto anch'io quando ho cominciato a indagare questi fenomeni. Grosso modo era una 2008-2009 quando avevo cominciato a lavorare su questi documenti. Allora, dove nel caso vicentino, perché che conosco di più, le case, i cortili privati. Poi Vicenza, rispetto ad altre realtà, come dicono anche gli ambasciatori stranieri, in quel periodo, soprattutto tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, ce n'è uno che dice non c'è giorno che un nobile muoia, soprattutto il mese di febbraio, gennaio, febbraio, marzo, per il periodo del carnevale, cioè ci si ammazzava abbastanza facilmente. Quindi rispetto ad altre realtà dove magari si poteva discutere nei palazzi del potere, nella Basilica o nei dintorni della Basilica, a Vicenza questo
avveniva, ma si preferivano le case private perché erano un po' più tranquille, da quello che ho potuto leggere, in modo particolare le case dei Porto, dei Capra o di chi poteva permettersi anche un servizio d'ordine di sicurezza non indifferente, con un numero di bravi, perché si rischiava, ecco, letteralmente la vita. Quindi ecco, le case private in primis, le ville talvolta, e le ville le case di montagna, sì, è una cosa un po' strana, un po' di villeggiatura ante litteram che ho trovato, si facevano le feste, si discuteva di politica anche, soprattutto d'estate, in alcune realtà proprio ai confini con l'impero. Poi la questione della come avveniva. Cosa succedeva, per rispondere un po' a entrambe le domande? Allora, nel caso specifico del Consiglio dei 100, è stato molto interessante perché poi mi sono messo a studiare tutti i nomi che è stato deciso un po' per famiglia, cercando di dare peso a ogni famiglia in ugual misura. E proprio grazie alla decisione di Venezia, perché poi sono intervenute alcune tra le personalità più importanti della Repubblica nella decisione, perché questo era effettivamente una misura draconiana, una misura che non era mai stata attuata prima, vengono inseriti all'interno del Consiglio delle famiglie che fino a quel momento non avevano mai avuto uno o più esponenti. Quindi troviamo delle famiglie nobili, nuove, che fino a quel momento erano sempre state fuori dal Consiglio. Io ne avevo contate su 100 circa 10 persone che almeno 10 anni prima non le avevo notate, magari 20 o 30 anni prima c'erano, ma fino a quel momento non le avevo notate. E Venezia, la cosa incredibile è che in realtà noi pensiamo, sì, 500 anni fa come ci si comportava. No, era tutto ben normato e deciso, perché dopo una decisione del genere, con le principali famiglie della città, interventi anche del vescovo e di personaggi per sedare eventuali rivolte, paci tra le famiglie, poi si deve decidere anche come gestire tutto questo. Quindi c'è il periodo di contumacia di 1 o 2 anni, si doveva aspettare, c'è una persona che aveva avuto un ruolo, poi doveva aspettare 1 o 2 anni. Poi però succede questo, che siccome i nobili che avevano diritto non ce n'erano, ma non ce n'erano tantissimi delle stesse famiglie, perché poi se io sono della famiglia Capra o della famiglia Porto, ho tante personalità che possono, magari mio primo figlio, secondo figlio, terzo figlio, o se no un ramo collaterale, ma comunque ho diverse possibilità. Ma ad esempio io ho studiato bene una famiglia piccolina, che è la famiglia dei Godi, che è la prima villa di Palladio a Lugo, all'Onedo di Lugo di Vicenza. C'è una villa, la prima villa di Palladio, che è quella dei Godi, e lì ci sono 3-4 componenti che vivono grosso modo sia nella prima metà del 500 che nella seconda metà del 500, quindi una famiglia limitata, piccolina numericamente. E queste famiglie che non sono così poche numericamente, a un certo punto dicono sì, ma se bisogna aspettare 1 anno per questa magistratura, 1 anno per questa, cioè per 10 anni qua non riusciamo più a entrare, se dobbiamo fare ruotare. E infatti a un certo punto la Repubblica cercherà di eliminerà questa norma della contumacia. Questo è interessante anche questo dal punto di vista legislativo. E poi, e quindi ritorno all'ultima questione. Allora, l'impatto qui è abbastanza complesso, perché ovviamente io avevo parlato del 500 e poi allora qui nel caso specifico l'impatto è stato traumatico. Quando agisce Venezia, da quello che ho potuto vedere per Verona, Vicenza, ma anche Padova, quando i rettori si trovano in difficoltà a gestire una violenza crescente. Quando cominciano a esserci morti e sangue che scorre o possibili rivolte, eccetera, allora a un certo punto Venezia interviene più pesantemente all'interno dei consigli, ma sono momenti rarissimi, cioè talvolta basta anche un richiamo, vengono richiamati magari a Venezia, vengono stipulate delle paci tra le famiglie più importanti, si chiede l'intervento del vescovi delle città, sono interventi rari.
Ci sono, a me dal punto di vista storico mi interessano più i momenti di persuasione leggera durante questi conflitti, e molto dipende. Qui i nuovi studi sui rettori, penso a Marco Bellabarba, ma non solo, anche a Florio, perché ecco, io credo che la capacità del rettore o dei rettori di capire come funziona la città, come comportarsi e quali sono gli strumenti che lui ha in mano, e cercare di collaborare all'interno della città senza forzare troppo la mano, e capire quando sta scoppiando una rivolta o stanno tentando di uccidere qualcuno. Ecco, quando ci troviamo di fronte a rettori, e ce ne sono che sono molto bravi, che poi faranno carriera, cioè noi sappiamo che sono molto bravi perché poi faranno carriera successivamente, ecco, lì capiamo che lì il ruolo è stato molto importante, ma non lo comprendiamo subito, ecco, quindi non sempre per me è facile capire. Lo capisco perché magari dopo 20 o 30 anni i suoi legami all'interno della città sono ancora solidi, e quindi lo ringraziano ancora per quello che aveva fatto 20 o 30 anni prima, ecco. Però la riconoscenza, ecco, non è che viene sempre scritta e che la troviamo nei documenti. Posso dire anch'io qualcosa su questa domanda che ovviamente è da $1000, come dire. No, ma ha ragione, è una domanda centrale e se ne discute da molto tempo, da quando già alla fine degli anni 50 e 60, all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, uno storico padovano che si chiamava Angelo Ventura ha studiato proprio questa cosa qui che lei ha chiesto, fornendo anche un'interpretazione per quel periodo, però secondo l'idea di questo storico anche, come dire, destinata a proiettarsi sul periodo più lungo per tutta la storia della Repubblica. E cioè Angelo Ventura ritiene, in un libro che si intitola Nobiltà e popolo nella terraferma veneta, Angelo Ventura ritiene che Venezia sia nel 400 molto interventista. Ritiene lui, poi si può discutere, e cioè che Venezia imponga alle città di terraferma e ai consigli della città di terraferma una specie di svolta, di torsione di tipo aristocratico oligarchico, e cioè Venezia vuole imporre un tipo di reggimento alle città di terraferma simile a quello che ha lei a Venezia. Perché lei ha detto giustamente una cosa: l'origine medievale di questi consigli e di queste assemblee, grande fenomeno europeo. Ma appunto quei consigli e quelle assemblee erano interessanti perché erano aperte a più componenti. Certo, entravano i mercanti, entrava il popolo minuto, entrava il popolo grasso, mica solo gli aristocratici. E invece la grande svolta che accade nel periodo di cui abbiamo sentito parlare anche oggi è proprio questa, che in questi consigli delle città entrano i nobili, che poi siano nobili nuovi, vecchi, che cambiano cognome, che si sposano, ma sono i privilegiati, non ci sono più i rappresentanti, semplifico un po', del mondo mercantile, economico, eccetera, della città. Allora qui si è cominciato a discutere se sia proprio vero quel che dice Ventura, e cioè che sia Venezia a imporre quasi alla Bismarck, non lo so, ci siamo capiti, ecco, così, questa svolta, oppure se il fenomeno della chiusura aristocratica, oligarchica di questi consigli cittadini sia invece un destino europeo, perché lo troviamo anche altrove. E allora lei capisce che qui si apre tutta una querelle, e bisogna dire che la sua domanda è legittima, perché oggi non si studia più tanto questa cosa. Quindi abbiamo fatto anche bene un po' a dirlo. Perché studiarla è un po' faticoso, è un po' lungo, e forse oggi i tempi anche della produzione storica per molte necessità sono, scusatemi così, ecco, questa stravaganza, impongono una certa frettolosità. Ma per dirvi così, lo cito volentieri perché dopo tanti anni che l'ho conosciuto e purtroppo anche parecchi anni che non c'è più, gli sono enormemente affezionato, uno storico veneziano come Marino Berengo. Marino Berengo aveva fatto un grande libro su Lucca tra 4 e 500, dove ci sono tutte queste vicende, i filo imperiali, gli antifiorentini, i fuoriusciti, gli eretici, non eretici, un libro meraviglioso, Nobili e mercanti a Lucca nella Lucca del 500. E Marino Berengo in un capitolo si è messo a contare esattamente tutti quelli che per 40 anni entrano e escono dai consigli.
Allora, questo per dire solo una cosa, che la contumacia è una cosa anche interessante e importante, però c'erano 1000 modi, anche quando veniva imposta e controllata come volevano fare alcuni lucchesi, per scansare, diciamo così, queste rigide norme, e cioè si mettevano gli amici, i clienti, i cugini, i generi, i nipoti. E allora lì, studiando i cognomi, si vede benissimo questa continuità, e anzi Berengo nel corso dice: guardate, anzi, come alcune famiglie, i nomi sono molti di più, perché i nomi sono di più, ma quello non vuol dire che il consiglio sia più aperto, vuol dire che ci sono dei boss che controllano una clientela ampia e fanno entrare i loro amici. Quindi capite quanto è importante non fermarsi alle definizioni oggi, ieri, domani, alle definizioni generali e studiare esattamente cosa succede dentro questi organismi. Quindi grazie per questa domanda che ci apre a un altro corso quasi. Grazie.